Si chiama il Lemos, la raccolta di parole curata dall'Accademia de Su Sardu, l'associazione che lavora per riconoscere lo standard del sardo nelle sue due macro varietà, il campidanese e il logudorese. Graziano Pintus. Si tratta di un lemmario, e cioè di una raccolta di parole del sardo nelle loro varianti, luche, lughe, lugi a seconda dei territori, luce sulla lingua viva e acronimo di Atlante normato dei Lemmi Sardi, che sarà disponibile da giugno su www.sardu.wiki. Sta nascendo il Lemons, curato da Accademia de Su Sardu, associazione attiva nella ricerca linguistica che mira al riconoscimento dello standard del sardo secondo due norme. Tutte e due le macro varietà diatopiche letterarie del sardo. Limba comuna superata, c'è il sardo con doppia norma per le due macro varietà, campidanese e logudorese, per scriverle un alfabeto condiviso di 22 lettere che, distanziandosi dall'ortografia della limba comuna, recupera la X per trascrivere il fonema J, la consonante fricativa sonora caratteristica del campidanese, cigi, rienugi, bogi e pugi con la X. Con TH invece si scriverà il fonema Th, anch'esso accantonato dalla limba comuna, la consonante fricativa dentale sorda tipica del nuorese, Arzana e Ortulè per chi si esprime nella varietà centrale. Pezza come lo scriviamo? Con 2Z o con TZ? No, Pezza lo scriviamo con TZ perché ormai è uso comune distinguere i due suoni della Z, quello sordo lo scriviamo con TZ e quello sonoro con la Z semplice. I fonemi J, Sh, Gn li scriviamo come in italiano? Il fonema Sh sì, lo scriviamo come in italiano, mentre quelli Li e Ni preferiamo non scriverli con i digrammi GN e GL perché la pronuncia del sardo in realtà è quella di Ni e Li con 2 L e 2 N. Un ufficio nazionale del sardo e la certificazione dello standard a due norme è quanto propone Accademia de Su Sardu, che tra i progetti ha in cantiere il suo grande dizionario della lingua e un atlante linguistico del sardo paese per paese.